Chiudiamo con lo sport, sono delle giornate difficili per il Treviso Calcio. Ieri il procuratore federale ha deferito la squadra e oggi un ex allenatore delle giovanili lamenta mancati pagamenti. Sentiamo allora il servizio di Nicola Brillo. Si scalda l'atmosfera attorno al Treviso Calcio. Ieri il procuratore federale della Lega Pro ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale la società di Corvezzo per una serie di violazioni alle disposizioni federali relative ai pagamenti degli emolumenti delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS delle mensilità da luglio a settembre 2011. In sostanza non sarebbero stati pagati entro il termine fissato del 14 novembre scorso. Il presidente Corvezzo getta sul fuoco e dice che è colpa del commercialista. Gli stipendi li abbiamo pagati tutti, ma il 16 novembre, cioè con 2 giorni di ritardo, spiega il presidente del Treviso Calcio. L'IRPEF ammonta a 2.200 euro, il 14 si paga alla Lega, il 16 allo Stato. È successo che il commercialista ha pagato tutto il 16. Il Treviso però rischia un nuovo punto di penalizzazione che renderebbe ancora più complicata la corsa alla promozione diretta in prima divisione. E questa mattina un ex allenatore delle giovanili del Treviso Calcio, dimessosi la scorsa settimana, ha fatto una conferenza stampa per spiegare la situazione e denunciando il fatto che il Treviso Calcio non salderebbe i conti con gli allenatori del settore giovanile. E per